Una cosa sulle forze allora, per esempio, noi come Italia dei Valori siamo favorevoli all'allungamento a 6 mesi del termine per identificare gli extracomunitari che arrivano. Okay? Abbiamo votato un voto di astensione quando invece il PDL o qualcuno della Lega Nord ha smentito le premesse e ha votato a favore della tesi del PD. Allora, noi perché diciamo che 6 mesi sono utili? Perché vogliamo evitare che i clandestini vadano a popolare le piazze, a imbrattare le nostre città, come spesso avviene. Ma altra cosa è il respingimento in mare, perché nel momento in cui abbiamo sottoscritto una convenzione di Ginevra nel 1951, mica l'altro ieri, ma attenzione, noi dobbiamo garantire che siano identificati, perché dentro quelle barche possono esserci, come ci sono bambini, donne che fuggono da paesi in cui ci sono dittature e in cui vengono torturati. Dobbiamo anche stare attenti che tutte le popolazioni dei paesi in cui ci sono dittature vengono ad abitare in Italia. Dobbiamo identificarli. Il respingimento è proprio questo. Avendo sottoscritto degli accordi internazionali che hanno una valenza umanitaria, non possiamo essere i Pierini sei che... un po' disinformato sul respingimento respingimento alla frontiera. Non hai nessun obbligo dalle convenzioni internazionali, dal diritto internazionale, di identificare alcuno. Però, tu non fai altro che dire tu sei non sei entrato nel mio territorio nazionale, quindi non ho il dovere di identificarti piuttosto che altro, tu ritorni da dove sei venuto e queste barche, questi barconi vengono riaccompagnati nei porti libici dai quali sono partiti. Si dà il caso però che l'ONU ha stigmatizzato questo tipo di attività. Perché uno fa il suo mestiere, no, ma ho capito, ma attenzione che l'ONU non è mica che sia un opinion leader indifferente, è colui che deve garantire l'osservanza dei trattati internazionali umanitari. Allora, da questo punto di vista noi dobbiamo essere anche cauti nel non essere indicati come coloro che alimentano una politica. Siamo il paese più tollerante e più Lo eravamo e stiamo diventando invece della tolleranza e che non va in acque internazionali. Perché nessuno ne dice niente? Che non va, che non va nelle sue acque. Non va nelle sue acque. Ci va la Marina Militare Italiana a soccorrere. E mi domando perché l'ONU non stigmatizza Malta. I soldati di Zapatero hanno sparato agli immigrati. Ma io mi domando, su queste navi, da quelle che sono in acque maltese, perché l'ONU non dice niente a Malta? Non so se dice niente o Malta non dice niente. Rimane il fatto che il respingimento non ha fatto Malta. Non si arroga la pretesa di essere la quinta, sesta potenza al mondo. Dei clandestini. Bene, allora noi che pensiamo di essere la quinta potenza. Da una parte si prende tutti i contributi europei perché forse sono furbi e dall'altra ci mandano i clandestini. Bene, allora, e sono bravi. Dobbiamo fare una scelta se rimanere nel consesso delle nazioni civili. Ma più civili di noi, credo che in quanto a civiltà, noi abbiamo una cultura, l'abbiamo ampiamente. Scusate, in quanto a civiltà credo non abbiamo nulla da insegnare a nessuno e nulla da imparare. Siamo sicuramente nella media europea, abbiamo una cultura in quanto a immigrazione, abbiamo una cultura internazionale, quello che dice che a livello di libertà di informazione quando gli italiani Poi Donaggio, per cortesia.